Voi non vi rendete conto. Tuo pantaloncino, Maggi. Sto entrando in campo. Non sto bene. Vi rendete conto che non sto bene? Questa è la verità. Ma calma. Non è così che la vedremo. Non lo so come la vedremo. Non so niente. Fu bravo. Fai il bravo. Ti stanno guardando tutti. A quanto è dato il gol sbagliato? Praticamente lui e il portiere. Cioè Callejon liberato. Solo lui e il portiere gliela tira in faccia o fuori. A quanto è dato? Perché una scommessina la possiamo piazzare prima ancora di cominciare. Che bagaria. Che cosa assurda. È tutto finto. È una finzione tremenda. Della vittoria Demme. Umaron. Ovviamente un po' di fazzoletto. Ah, però loro non vengono fino e sotto. Ok, questo è interessante. Questa è una chiave tattica interessante. Meret! Si è sbloccato Meret. Buono così. Perfetto. Ostruzione, un mezzo giallino, ma non fa niente. Col tunnelluccio. Maro, tira forte. Uè. La spinta c'è, ma leggera. Chissà se la regia ce la farà rivedere. Guardate, proprio la mano la mette e spinge. Va bene, andiamo avanti. Callejon che sia seconda, Dai. Questa è posizione Mertens. Che posizione? Insigne, non è detto. Maronna santissima! Palo! Un mezzo pestone di Alexis Sandro, danni di Perché un mezzo pestone? È pestone completo! Mezzo pestone. Si tratta di una telecronaca molto disonesta, come sempre. Questo fazzolettino di sfaccimma! Io me lo ricordo il Napoli di Sarri. Il Napoli di Sarri soffriva i cambi di gioco repentini. Sei tu faldo. Maronna. Beret! Bravo! Cazzissimo! Fallo! Umaron! No! Maronna mia, chiuso cosci! Maronna santissima! 90° minuto alle 18:55. Ma non la si fa rapare. Bravo Mario Rui. Maronna mia! E qua si può pure ammonire perché riparte. Fallo tattico, esatto. Maro Callejon. Tiene solo Buffett. Ti scordate proprio come si tira a porta. Bravo Mertens. No, che ammazza. Bravo Koulibaly. Ha strappato. Non c'è nessuno. 74 milioni. Bravo Rui. Che partitone Rui. Politano per Callejon. Dai. Koulibaly. Bentornato a casa. In questo caso mamma mia, brutto, sei brutto di ba. Nella conferenza stampa della vigilia Sarri mi sa di vecchio rincitrullito. Sai quei vecchi rincitrulliti che magari da giovani erano anche insomma lucidi, ma poi è rincitrullito, così guarda con gli occhiali bassi, non capisce. Sono un po' preoccupato perché stiamo facendo noi adesso la partita e ho paura delle ripartenze. Ecco qua, l'ho detto. Bisogna riempire l'aria con le mezze ali, ragazzi. Il problema adesso è questo. Maronna. Bella ragazzi. Bravissimi. come è normale dopo 3 mesi di stop una partita. No, Milik ci tiene. Sarebbe interessante vedere che Milik segni proprio con le varie come si dice? Le voci di mercato, le suggestioni di mercato. Pulito lo ha sto quadrato. Il sinistro non trova la porta. Ibala! Ma se non era manca tirata ancora. Ecco qua il fazzolettino, Dai, cambio che ci stanno. Ci sta anche Mertens, purtroppo ha dato tantissimo, ragazzi. Voi non avete idea del lavoro. Io molto spesso non ho guardato il pallone, ho guardato solo il movimento che faceva Mertens sui centrocampisti avversari. Ha rotto il cazzo in una maniera, non ha permesso mai uno sviluppo pulito. E adesso Milik deve fare la stessa cosa. Come Politano sulla fascia, perché comunque Callejon sì, non è efficace ma in attacco, ma comunque in difesa sì. Ecco qua, Milik sveglia. Ecco qua, dai. L'ha presa. Non ti arrabbiare, Dybala. Se guardi solamente l'avversario e gli dai una spallata, non ti arrabbiare!
disonesto. E adesso c'è Milik in mezzo, si possono fare i cross alti. Vai Poli. Ok. Solo noi, secondo tempo, diciamolo. Quindi paura. 8 in pagella Mario Rui. 8 in pagella. Mamma mia, una partita super tattica, mamma mia. Politano ha fatto il movimento alla Cagliacon. Cazzo! Lo so, non dite niente. Vi prego, non dite niente. Prego, non dite niente. Madonna mia. Col destro, oh caccia, capite? Perché non è arrivata a Mertens che la fa? Non ci fa ridere e andiamo avanti. Fermiamo per l'ultimo Mamma spot. Eccolo il festone, esce Chi è? Pjanic? Chi è? Che fino a mo' ha pure arbitrato bene, Doveri. Lo capite? Quello che sto dicendo. Ha pure arbitrato molto bene fino a mo'. Bravo Meret. Ci sta questa munizione, errore di Insigne. Gesù! Cazzo, aiuto, più decisi! Quante occasioni pensate di avere, Maronna? Su assist di Yusai. Bravo Demme. Bravissimo. Il pallone dalla parte opposta, Insigne Insigne. buona posizione. Allora tutto è rigorista. Yusai, bravo. Maro, Yusai. Doppio errore. Ok, ha recuperato. Bravo. Dai. Applausi per Lollo. Mamma mia, partitone. Qua ci vogliono le pagelle al 90esimo. E poi non importa il risultato. Maron! Fa fuori angolo. Maronna mia. Questi sono gli errori che devi punire. Attenzione al contropiede. Cazzo! Mamma mia, ma che ammazza scassato! Ma perché questi 5 secondi non ce li fai giocare? Perché ha già morito di infarto, per questo! Mannaggia miseria, Voglio. È lotteria. Adesso non hanno più senso le tattiche, non hanno più senso così, è solamente un fatto di nervi, di concentrazione, di tecnica e di mazzo. E noi col mazzo non gestiamo proprio così. Alex, sta a te, sta fondamentalmente a te. Se vuoi dimostrare che sei il nuovo Zoff, se vuoi dimostrare che mentalmente sei forte e sei sul pezzo, sta a te. Nel migliore dei modi. Andiamo bene. Aiuto! Mamma mia, dove è volato? La finta di Insigne, 1-0 per il Napoli. Bravo, calma. La tirata alla Giorginio perché ti sei imparato, hai studiato. È bellissimo questo fatto che hai studiato. Bravo. Dalino la tira in tribuna. No, in curva. E che vi ho detto? Esatto, così si tirano i rigori male. Politano, Politacchio. Politano, vorrei che la tirassi centrale, però bassa. Non li conosco i rigori di Politano, quindi non ho proprio idea. Sì! Perché forte teso proprio sul tiro, quindi polemico. Bonucci segna sempre. Bonucci è uno specialista. 2-7 proprio. Traversa e gol. Segna la Juventus il suo primo. Sì! Il difensore dai piedi buoni che abbiamo pagato tantissimo. Questo è imparabile. E come lo pari? Bravo la freddezza. Spiazzato Meret, segna Ramsey. E lo tira Milik. Lo sapevo. Quasi centrale, ma E che è proprio la storia del calcio che è così. Milik in odore di Juventus va a battere il calcio di rigore decisivo. Vattene con una coppa. Sì! Un poco più di entusiasmo, pezzi di merda! Mamma mia, il cucchiaino di distanza, il fazzoletto di Sfacim, Napoli Est, Milik, Maksimovic, aiuto. Se non vi iscrivete a sto cazzo di canale. Ma non bella, lo dici tu, intensissima. E adesso ci godiamo queste facce. Che poi tra l'altro adesso loro si devono andare a premiare da soli con la medaglietta. E noi sappiamo che Ronaldo quando gli mettono la medaglietta lui se la toglie. Quindi io voglio vedere adesso Ronaldo che si prende la medaglietta e non se la mette. Crei Higuain, Bravi ragazzi, bravi.
Partitona, partitonissima, meritatissima. Adesso questo però è assembramento, dividiamoci. Qualcuno ha detto andiamo in Champions. Comunque, che bella immagine. Allora, comunque, due cose importanti. Lo sguardo di Elmas verso Gattuso, concentrato, che crede nel suo allenatore, l'avete visto? Gattuso ha parlato che c'è gente che ha scadenza, che ha fatto il professionista, quindi riferendosi a Callejon che piange, eccetera, eccetera. Vuole rivedere questa intensità fino alla fine dell'anno e probabilmente l'anno prossimo. Ragazzi, quest'uomo, voi volete parlare della grinta, della cosa, è un grande allenatore, ha portato la grinta, è un uomo di un livello e di una statura incredibile, ed è fantastico che questo allenatore di questa statura morale batte Sarri, che ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore di calcio ma un uomo di merda. Statura morale. Bravo Meret! Eccoci in diretta allo studio. Un po' di sigarettina elettronica, ci sta. Bravo Gattuso. È il nuovo che avanza, capisci? È la sigaretta che però viene completamente abbandonata eccolo qua. Non vinci! Ragazzi, io stacco perché devo editare il video e voglio regalarvela al più presto possibile. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Nasceranno 2 video perché devo fare le pagelle, approfondimento, lo dobbiamo milcare. Sapete che significa milcare? When somebody is milking something, that means that they wanna sfruttare al massimo, e questa partita va sfruttata al massimo perché si gode. Andatevi a prendere le medaglie, voglio vederla qui. Stai zitta, stronza, zitta. Andatevi a prendere la medaglia da soli. Il buffet. Dov'è Ronaldo? Eccolo là. Non se la mette nessuno al collo. Ronaldo, sicuramente per la prima volta nella sua Mamma mia che faccia nera. Voglio la ciccata Sarri, La ciccata Sarri, perché in attacco sono spuntati e l'hanno dimostrato anche col Milan. Non funziona questa storia di Bala 9, finto 9, con quelli che non sempre funziona. Ma che vuoi mantenere il distanziamento? De Laurentiis la dai saporista, sappiamo come è fatto, sappiamo, pocarono tutto qua. Chi manca? Una Roma al quit, piano, non fa male. Ci vediamo domani.